Daniele Coppo, un attore, sappiamo che state girando qui in Liguria un'opera cinematografica, insomma, in questa fantastica location di cui insomma, ti chiediamo di parlarci. Allora sì, io non pensavo che la Liguria potesse offrire degli scorci veramente fantastici. Il film si chiama Le melodie del Bosco dei Faggi, regista di Polis, e dove ci saranno tutta una serie di attori convocati. In realtà Roma comunque continua a sfornare e a dare, diciamo, degli attori bravissimi. E io credo che la Liguria però inizi a offrire un parco di maestranze e soprattutto anche di attori validi. Si sta evolvendo tantissimo la situazione e oggi è la conferma in quanto da Roma sono venute un sacco di persone che rappresentano le produzioni più grandi in Italia, quindi nonostante il mestiere del cinema stia cambiando, che è un mestiere, ricordiamolo, artigianale, perché poi ogni film è a sé stante e ogni film è un prototipo. Guarda, a proposito appunto di film, si può spoilerare, si può dire qualcosa del film? Assolutamente sì, il titolo ce l'abbiamo, le melodie dei Bosco dei Faggi e saremo poi a breve al cinema e non solo, nei vari festival. Si spera, diciamo che di riuscire a portare comunque in auge e anche comunque, come hanno detto prima, valorizzare il territorio. Quindi vi lasciamo alle immagini di questo importante meeting qui a Portofino. Grazie Daniele. Grazie a voi e grazie soprattutto alla Liguria.